A salutare l'arrivo del Carnevale 2026 in Piazza San Marco nel corso della mattinata ha fatto capolino anche un po' di acqua alta, ospite in questo caso discreto e sicuramente suggestivo per aggiungere un tocco di venezianità ad una festa che oltre ad essere nota nel mondo è tra le più partecipate in città. Sono le 11 e il palco sta ospitando lo spettacolo Olimpo in musica, rendendo omaggio al tema che caratterizza l'edizione di quest'anno. Benché il carnevale sia diffuso su tutto il territorio comunale, è qui a San Marco che si trova il cuore della festa ed è qui che da subito sono apparse le prime maschere, quelle di chi al carnevale si prepara da tempo. Di dove siete? Allora, sono di Ucraina, ma abitiamo a a Genova. È la prima volta a Venezia? No, terza no, volta, terza volta. terza volta. Significa che vi piace molto se tornate sempre. Sì, Tantissimo. molto, sì. È un divertimento della nostra natura. Ma che cos'è vestito? La falena. La falena? Non si vede. Di dov'è lei? Sono qua, sono veneto. Di Requaro Terme. Quanto tempo che ci ha messo a preparare questo costume? Abbastanza, abbiamo iniziato quest'estate. Di dove siete? Toscane, provincia di Livorno. È la prima volta che venite a Venezia? No, l'anno passato sono venuta, Quindi vuol dire che vi è piaciuto molto, se siete tornati. molto. Davanti al palco si comincia da presto a fare la fila per il primo ballo di piazza, Bridgerton, intitolato ai romanzi che a loro volta hanno ispirato una serie televisiva ambientata nell'Inghilterra del primo Ottocento. Quante volte è già stata al Carnevale di Venezia? Praticamente ogni anno. Come mai? Cos'è che le piace? Mi piace la città, che è sempre un sogno, mi piace la gente, come si anima e soprattutto mi piace il carnevale. Da dove viene? Io da Bergamo, E di cosa si è vestita? ma una dama dell'Ottocento. Come le è venuta questa? È la prima volta che viene qui. La seconda, l'anno scorso avevo portato un altro abito, questa ho voluto cambiare un po'. Cosa è vestita? In realtà è un costume tipico veneziano, creato da, come dire, tanta fantasia e tanto lavoro fatto a mano. Quindi l'ha creato lei? Non proprio io direttamente, ma con l'aiuto e l'ausilio di diverse persone che si occupano, ecco, di tutti i dettagli tra la sartoria, ricamo, eccetera. Domenica il programma prevede uno degli appuntamenti più amati e simbolici del Carnevale, il suggestivo corteo acqueo sul Canal Grande e l'attesissimo scoppio della Pantegana davanti al ponte di Rialto.